Fibromialgia in Sardegna e anche a Cagliari, una malattia ancora non riconosciuta nella regione. Sabato ci sarà addirittura un convegno nel capoluogo sardo per parlare di questa tematica. Maria Del Piano, dottoressa, reumatologa cagliaritana, 52 anni, 21 anni di esperienza nel settore. La fibromialgia, per l'appunto, questa malattia ancora non riconosciuta, come mai? Allora, intanto non è riconosciuta a livello regionale, ma neanche a livello nazionale, se non in poche regioni italiane più, diciamo, all'avanguardia. E non è riconosciuta perché purtroppo è una malattia particolare che è difficile diagnosticare in quanto non ha delle caratteristiche obiettivabili. Cosa vuol dire? A differenza di altre malattie reumatologiche, come per esempio l'artrite reumatoide, non ci sono all'esame obiettivo del paziente delle caratteristiche peculiari che il medico può cercare, se non la dolorabilità in certi punti del corpo. E soprattutto gli esami del sangue nella fibromialgia sono sempre negativi per definizione. Ecco, si parla di dolori, dottoressa Del Piano, sono proprio quelli che accusano anche molti sardi e molti cagliaritani. Da lì alla fibromialgia il passo è breve, si parla poi dei famosi, almeno per chi soffre di questo sintomo, tender points, insomma l'unico metodo attualmente valido e riconosciuto per stabilire se si tratta di fibromialgia. È sicuramente una malattia che provoca un dolore cronico, un dolore che ha caratteristiche particolari che il medico deve andare a ricercare interrogando il paziente e visitandolo. E al dolore si associano comunque anche altri sintomi che possono essere disturbi dell'umore, disturbi del sonno, disturbi intestinali e tanti altri che il medico ovviamente deve ricercare. Poi la diagnosi della fibromialgia è una diagnosi di esclusione, cioè dobbiamo escludere altre patologie che provocano il dolore cronico e provocano questi altri sintomi. Se noi escludiamo queste patologie, possiamo allora fare una diagnosi di fibromialgia. C'è il tanto, secondo lei, per definire la fibromialgia malattia invalidante? La fibromialgia, quando è attiva, nelle fasi in cui è attiva, è una malattia invalidante che interferisce sicuramente con la qualità della vita del malato pesantemente e interferisce con le attività. E se si pensa che sono malati per lo più giovani in età lavorativa, è ovvio che il non potersi alzare la mattina dal letto, il non poter riuscire a lavarsi, a vestirsi, a fare anche le più comuni attività della vita quotidiana, e ovviamente questo ci fa capire che è una malattia che è invalidante. Assolutamente sì. Quali sono le cure attualmente disponibili, se ci sono, ovviamente? Allora, ho usato il termine giusto, la cura, perché la cura della fibromialgia è una cura a tutto tondo del paziente. Fa parte della cura la terapia farmacologica. Ci sono dei farmaci che è stato dimostrato sono utili per curare il dolore, per intervenire sui sintomi che sono associati al dolore. Quali? Sono dei farmaci che possono essere dei farmaci analgesici, anche tra cui gli analgesici oppioidi, sono dei farmaci che intervengono sul metabolismo di alcuni neurotrasmettitori come la serotonina, la dopamina. Però bisogna tener conto che la terapia farmacologica è solo una piccola parte della cura della persona con fibromialgia, perché aiuta a combattere il dolore, aiuta a combattere i sintomi della fibromialgia, ma non è l'unica cosa che noi dobbiamo fare. Che cos'altro si deve fare allora da un punto di vista medico? Allora, da un punto di vista medico, vorrei dire questo, che curare una fibromialgia è molto più difficile oggi che curare altre patologie che magari hanno un impatto, almeno così, anche solo col nome, più importante, come un'artrite reumatoide. Oggi noi curiamo benissimo l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, la spondilite anchilopoietica,
mentre davanti a una fibromialgia il medico è un po' disarmato. Il medico deve sicuramente intervenire farmacologicamente, ma deve intervenire anche parlando col malato, fargli capire che ci sono delle altre cose che il malato deve fare. Sto parlando per esempio di cose abbastanza banali come un'attività fisica, come eventualmente una psicoterapia quando indicata, e bisogna far sì che il malato riesca a intervenire sul suo stile di vita. Questo è fondamentale. Ecco, quello che il medico può fare più della terapia farmacologica è costruire col malato di fibromialgia una relazione medico-paziente che sia efficace. Quindi stili di vita da modificare, qualche esempio? Sicuramente mettere nel nostro diario quotidiano un minimo di attività fisica, sicuramente prenderci del tempo per far capire al malato con fibromialgia che deve prendere del tempo da dedicare a se stesso, non solo con l'attività fisica, ma per esempio anche con altre pratiche che possono essere dei massaggi, delle cure termali, che possono favorire la riduzione del dolore e il benessere in generale. Dal suo punto di vista è urgente che la Regione Sardegna dia comunque un'identità definita alla fibromialgia, ovvero che la riconosca come una malattia. Questo è utilissimo per i pazienti ed è utile anche per i medici, ovviamente. Io credo di sì, io vedo i malati fibromialgici sono malati, sono invalidi. Purtroppo non possiamo palpare questa invalidità, non la possiamo dimostrare obiettivamente da un punto di vista scientifico, ma sono malati che stanno male.